Friuli Doc è una macchina complessa, poi magari uno non ci pensa perché si limita a quei 4 giorni lì, ma gli uffici comunali ci lavorano da mesi prima, per cui adesso non voglio dire che è sfuggito perché è poco elegante dirlo, però tra tante cose forse non c'è stata effettivamente la dovuta attenzione. Non so se ci sono poi dei retroscena, polemiche, forse ci sono dei rapporti personali tra alcuni dei soggetti diciamo coinvolti che non sono proprio idilliaci, ecco, e non vorrei che siano emersi in questo frangente. Adesso non voglio banalizzare, ma insomma in qualche modo è tutto bene quel che finisce bene, nel senso che, ripeto, il vice sindaco ha fatto bene a tornare sui suoi passi o sui passi comunque dell'organizzazione e diciamo dare uno spazio anche a questa importante realtà. Poi ho letto sul giornale, e poi mi taccio, ho letto sul giornale della polemica sul fatto che l'amministrazione attuale si appropria dei meriti della precedente per aver completato i campi di basket per disabili in via del Bon. Ecco, io credo che francamente al di là dei meriti, e ricordo che comunque ogni inaugurazione il vice sindaco di allora Michelini, assessore ai lavori pubblici, viene ogni volta invitato, cosa che, fatemi togliere il sasso alla scarpa, a me non è mai stato concesso questo privilegio quando io avevo finito ed era arrivato lui, lasciamo perdere. Sicuramente non è proprio un errore e basta, qualcosa sotto ci poteva essere, che io non so e non voglio neanche saperlo. Non si può lasciare fuori uno sport di questo genere e quindi bisogna sicuramente rimediare. Hanno rimediato e quindi va bene così, però ci sarebbe da ripensare, cercare di non rifare questi tipi di errori perché è peccato. E sicuramente una cosa da dire però che i campi per questo tipo di sport sono stati fatti da Fontanini, quindi non c'è scusa niente da dire, quindi è un merito loro, però sono fatti esatto per la città. No, si deve slittare, scusa se mi può permetti. prevalere la... Se hanno, scusa se mi permetto, ci mancherebbe. cioè, se hanno testa come ce l'hanno, non possono lasciargli fare in questo momento quello che vuole fare. Immagino che... No, anche perché, cioè, voglio dire, è passato 1 anno e mezzo questa amministrazione, se il sindaco De Toni fosse completamente appiattito sul programma di Marchiol, probabilmente a quest'ora la piazza Garibaldi sarebbe già pedonale da un pezzo, per cui a riprova le discussioni ci sono in maggioranza. Ma ci sono e troveremo una sintesi. Come andrà a finire non lo so. Non credo che dopo Friuli Doc sarà di colpo pedonale, ecco, mettiamola così.